Buonasera a tutti e benvenuti a Management Tips, il podcast che racconta le storie personali e professionali di imprenditori e manager di successo. Io sono Andrea Podda. Ciao, io sono Giada Melis e insieme ad Andrea abbiamo fondato nel 2016 Lamma Co e siamo anche soci di Open Source Management. Una nuova puntata di Management Tips, un nuovo ospite, come appunto ha introdotto Andrea. Oggi abbiamo la grandissima opportunità e con grandissimo piacere presentiamo l'amministratore delegato di ITER di Ruggeri. Ciao Davide Ruggeri, benvenuto. Ciao, grazie. Ciao Davide, benvenuto. Ciao Andrea, ciao Giada. Allora Davide, qui l'ospite si presenta, così puoi trasferire quello che è più importante per te, dire di te stesso. Allora, niente, sono amministratore delegato di un'azienda con che adesso ha raggiunto appunto 140 addetti, quindi sta crescendo sempre di più. Ho 58 anni, sono sposato, una figlia e niente, insomma, mi sono laureato quando avevo appunto 25 anni, poi ho iniziato subito a lavorare e niente, adesso appunto diciamo che ho già fatto il giro io ritorno e quindi niente, vedo la vita un po', anche se la voglia di fare è tanta, vedo chiaramente la vita un po' da una prospettiva più responsabile, anche un po' più rilassata rispetto appunto alla frenesia che chiaramente quando si è giovani si ha. Però noto che la possibilità di avere una qualità di vita importante avendo un'azienda di questi tempi è difficile da ottenere, insomma, perché sposare tutte e due le esigenze è veramente una cosa molto molto difficile da conquistare. Certo. Verissimo, verissimo. Stai raggiungendo la saggezza. Sì, abbiamo subito iniziato con la saggezza. Allora Davide, a noi piace che in questo podcast le persone conoscano anche Davide. Sì. E quindi sicuramente prima di cominciare a farti qualche domanda un po' più specifica sulla tua azienda, Sì. e sulla storia dell'azienda, che è una storia importante, come descriveresti il tuo percorso dall'inizio appunto alla saggezza che hai oggi? Ma diciamo è stato un percorso abbastanza non semplice, perché chiaramente io entravo in un'azienda che era già stata fondata da mio padre, quindi aveva già una struttura, e anche se chiaramente aveva un numero di addetti molto inferiore, però ho dovuto sgomitare, ho sempre, chiaramente perché ci sono tante dinamiche che è facile da comprendere, ma questa forza l'ho sempre avuta e mi ha dato poi però una consapevolezza diversa quando ho raggiunto una certa maturità, perché effettivamente mi sono reso conto che tutto quello che poi ho fatto me lo sono, tra virgolette, anche conquistato. Certo. E questo c'è stata anche, la fortuna è stata anche la possibilità di lavorare in un ambito aziendale dove ho potuto liberare un po' la mia creatività, che però ha dato subito risultati, perché spesso quando i giovani entrano in un'azienda devono avere anche la fortuna, tra virgolette, di trovare un ambito dove possono esprimere la propria creatività, ma questa espressione porti subito successo. Certo. E questo a me è accaduto. Fortuna e bravura anche, sì, perché... però anche fortuna, perché io insomma mi ero innamorato un po' dell'ambito estetico. Chiaramente la nostra è un'azienda che è nata come un'azienda di edilizia, e in quell'ambito lì c'era un mare da fare, e quindi siamo partiti da una showroom piccolissima che per l'azienda era importante, ma non così, e oggi è diventato appunto la cosa più, il core business della nostra azienda, e quindi questo vuol dire che l'applicazione e lo spazio che si è generato ha portato appunto questo tipo di risultato di cui oggi godiamo. Certamente. Bellissimo. Complimenti Davide, è veramente un percorso straordinario. Sì. Io ti vorrei fare alcune domande, ma prima vorrei vedere insieme a te, insieme a Giada, il video che ho visto recentemente sui social, Sì. che mi ha colpito tantissimo, anche perché mette al centro uno dei capitali più importanti dell'azienda, che è il capitale umano. Sì. Sono Lo d'accordo. vediamo insieme? Vediamolo. Salve, sono Davide Ruggeri, amministratore delegato di ITER di Ruggeri. Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Nei nostri centri di Guspini, Sestus, Elargius ed Oristano troverai materiali e soluzioni per dare carattere e valore agli ambienti in cui vivi.
Un'azienda, 6 settori, 140 collaboratori, ma un solo obiettivo: dare forma alle tue idee con competenza e qualità. Nei nostri showroom troverai un vasto assortimento di soluzioni per l'arredomagno, migliaia di pavimenti e rivestimenti, porte, infissi, cucine e tanti altri prodotti per valorizzare la tua casa. Design, funzionalità e stile, tutto da vivere con i nostri consulenti, sempre al vostro servizio. Siamo un punto di riferimento non solo per i clienti privati, ma anche per installatori e professionisti nel settore delle costruzioni. Prodotti e assistenza per le imprese edili, qualità certificati, servizio rapido e affidabile. Un punto di riferimento per installatori termoidraulici, prodotti selezionati, supporto tecnico, offerte su misura. Realizziamo strutture in legno coebentate, resistenti ed ecologiche. Dalla progettazione alla posa, un servizio completo per coperture ad alta efficienza. Legno vivo, essenze pregiate, forniture su misura. Nel settore falegnameria trovi tutto ciò che occorre per creare, rifinire e dare forma a ogni tuo progetto. Qui trovi tutto per il fai da te e l'attrezzatura professionale. Il nostro ufficio contabile e amministrativo che permette tutto questo. Dietro ogni nostro servizio c'è una gestione chiara e trasparente. Da noi il benessere dei lavoratori è un valore concreto, ambienti sicuri, continue opportunità di crescita e relazioni rispettose. Innovazione e strategia. Il nostro reparto marketing connette ogni settore con il cliente in modo efficace e misurabile. Precisione, velocità, affidabilità. La nostra logistica è una macchina perfetta. La nostra sfida? Offrire un servizio impeccabile ai nostri clienti. Noi ci siamo. 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 Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Wow. Sarà la terza o quarta volta che lo riguardo e mi colpisce sempre. La domanda che voglio farti è: questa grande crescita, tu hai detto 140 persone, giusto? Se ho detto, diverse sedi, un fatturato molto importante, poi se vuoi lo condividerai questi numeri. La domanda che però ti voglio fare è: quali sono alcuni degli ingredienti che hanno portato a tutto ciò? Allora, forse l'ingrediente più importante è stata la motivazione che ho trovato prima in me stesso, ma poi anche nei collaboratori che ho scelto. Ho scelto sempre, diciamo, coloro i quali mi aiutano nel gestire l'azienda, le persone che avevano proprio ambizione, voglia di dare qualcosa, ma soprattutto fare un salto di qualità anche nella loro vita. E quindi questa ambizione che mi caratterizza l'ho cercata anche nei miei collaboratori, e questo credo che sia stato appunto il motore più importante della crescita. E poi devo dire che le radici dell'azienda, questo non è certo merito mio, hanno permesso tutto ciò, perché è difficile iniziare se non hai i conti a posto, se non hai appunto denaro da investire. Cioè, certo. Chiaramente io sono stato un privilegiato perché ho avuto denaro da investire. È più difficile da chi invece ha poco denaro da investire. Devo dire che comunque aggiungo che queste opportunità me le siamo giocati bene. Ecco. Assolutamente. Abbiamo anche tanti esempi di denaro da gestire, magari non investito bene, per cui assolutamente onore a te. Che non so se è una fortuna. A volte è più complicato paradossalmente partendo da una condizione di questo tipo. Quindi... Però certo l'educazione è stata molto importante, perché sono stato educato proprio a stare attento a ciò che poteva andare male, agli sprechi, all'impegno massimo, e questo ho cercato di trasmetterlo agli altri e cercarlo negli altri, perché poi alla fine le persone alle quali io mi affido maggiormente sono persone che darebbero tutto per l'azienda, che questa è una cosa per me fondamentale. Bellissimo, bellissimo. Io leggo sotto traccia, però è sempre più evidente il termine eccellenza, cioè la ricerca dell'eccellenza. Stavo per dire. Mi sembra che la ITER voglia e dimostri tutti i giorni o tenda comunque a ricercare l'eccellenza. È così? Sì, è così. Diciamo che allora l'esigenza fondamentale che parte da me è quello di cercare di avere tutto sotto controllo, perché effettivamente la nostra è un'azienda un po' complessa, perché l'ambito della casa, che ha diverse, diciamo, caratteristiche, diversi ambiti, eccetera, eccetera, necessita diverse organizzazioni, perché certi settori
differiscono tra loro. Questa necessità di avere tutto sotto controllo porta a una ricerca maniacale dell'organizzazione e credo che forse una delle caratteristiche migliori della nostra azienda è proprio l'organizzazione. Non lasciare niente al caso, avere tutto un po' sotto controllo, fare oggi quello che puoi fare domani, e questa mentalità ho cercato di imprimerla anche ai miei collaboratori. Quando non l'ho trovata ho cercato di liberarmi di queste persone, perché poi la differenza la fai se fai qualcosa in più. Certo. Se fai una cosa normale, oggi il mercato ti dice che non ti premia. Prima poteva anche premiarti, ma oggi se non fai qualcosa in più degli altri, è fatta bene, il mercato non ti premia. E se questo aiuto non te lo danno i tuoi collaboratori, diventa molto difficile ottenere appunto utili aziendali da investire. Siamo d'accordo. Mi collego al termine che ha usato Andrea prima, che poi si è riconfermato anche mentre riguardavo anch'io l'ennesima volta il vostro video. Quando penso a te e a voi mi vengono in mente eccellenza, tecnologia, umanità, che sono comunque 3 concetti che da unire non è sempre semplice, però ecco, arriva che voi unite questo. Sì, diciamo che allora tecnologia sicuramente, organizzazione, umanità anche se io devo essere sincero, non sono conosciuto come una persona estremamente affabile o comunque alla ricerca sempre del quieto vivere. Se le cose non funzionano, non funzionano. Certo. E quindi io mi metto sempre, ogni mattina, quando mi sveglio, devo cercare la soluzione migliore. Per ottenere quella soluzione migliore devo fare delle scelte importanti. Anche difficili. Importanti molte volte vanno anche oltre, diciamo, i rapporti umani che si possono creare, perché noto delle differenze tra le persone che appunto andando avanti col lavoro negli anni, anche grazie appunto alla formazione che ho conseguito, che ci sono delle differenze nelle persone che non noti subito, ma sono quelle differenze che poi fanno crescere la tua azienda. Certo. Certe persone possono apparire, come dire, utili all'azienda, in realtà possono diventare delle trappole. Assolutamente. E questa consapevolezza, diciamo, non credo, ecco, all'eterna pacca sulla spalla. Okay? Beh, anche perché forse può funzionare. Sì, è importante, ma è importante far capire alle persone, ragionare qual è l'aspetto che è funzionale ad un'organizzazione, perché da fare un gruppo a fare una squadra c'è una grande differenza. Un abisso, certo. E quindi per fare una squadra devi chiaramente far capire alle persone che ruolo devono avere. Certo. E se lo sanno fare bene, se non lo sanno fare mi dispiace, ma non ci siamo sposati, quindi... Certo. Ma guarda, sai perché associo la parola umanità nei tuoi confronti, anche se poi tu descrivi, forse non so se a volte è il termine che mi descrive meglio. Intanto è quello che arriva quando guardo le immagini della tua azienda e tutte le persone che hanno rappresentato quelle immagini, arriva proprio questo concetto. E poi io credo che, visto che tu tieni tanto ad alti standard all'organizzazione, ecco vedi, c'è anche un concetto di management molto semplice che dice l'organizzazione accende le persone. Sì. Perché un ambiente organizzato che punta all'eccellenza, che quindi trascina le persone a dare il meglio di loro ogni giorno, in realtà è un metodo per farle crescere e valorizzarle. Quindi all'inizio non sembra, ma invece è l'unica via per valorizzare l'essere umano. Posso dire che la mia umanità si è, come dire, espressa nel momento in cui le più alte, tra virgolette, cariche aziendali c'erano le persone che hanno iniziato dal magazzino. Quindi sono proprio quelle che hanno dimostrato un affetto nei confronti dell'azienda che per me è fondamentale. Quindi ho dei collaboratori che oggi godono appunto di retribuzioni, devo dire, importanti, ma che non avrebbero mai pensato il primo giorno di lavoro di arrivare lì, no? Certo. Quindi io mi rendo conto alle persone che veramente hanno una predilezione verso appunto il cammino dell'azienda, e quelle me le tengo veramente chiarissimo. Cioè tu hai dimostrato con concretezza che una persona può partire anche dal magazzino e però costruire un iter, proprio come si chiama la vostra azienda, fino a ricoprire delle cariche molto importanti. E su questo ti voglio chiedere, tantissime aziende non riescono a crescere, a svilupparsi, anche se hanno un buon potenziale, tant'è che c'è un dato che io riporto molto spesso anche con il podcast, che oltre il 90% delle aziende italiane, su 4 milioni di aziende, oltre il 90% sono microimprese da 0 a 9 dipendenti.
Molto spesso però sono aziende anche che hanno un bel potenziale, fanno un buon prodotto, un buon servizio, però gli manca una parte manageriale. Quindi quello che ti chiedo è: quanto è stato importante a un certo punto creare una prima linea di persone che godono della tua fiducia e con cui scambiare e portare allo sviluppo? Diciamo è stato fondamentale, perché delegare ti permette appunto, come ho detto prima, di poterti aiutare ad avere tutto sotto controllo. E quando deleghi devi essere sicuro che la persona può fare questo, può fare quello che tu vuoi. E quindi quello che dice è fondamentale, tant'è che io mi sono dovuto preparare invece poi a delegare, cioè non è che avessi questa capacità, mi sono formato anche grazie, diciamo, anche a voi, insomma, Certo. perché chiaramente quello che ho fatto è questo. Tu devi guardare l'azienda, i miei manager, con gli stessi occhi che la guardo io, perché se noi la guardiamo da due angolazioni diversi non andremo mai d'accordo. Certo. Quindi ti devo aiutare a guardarla dalla mia parte, io mi devo sforzare a guardare dalla tua parte, però la differenza la facciamo se tu la guardi dalla mia parte, perché capisci qual è l'ansia e diciamo la preoccupazione e come dire, gli obiettivi che un amministratore delegato di un'azienda con 140 persone può avere. Certo. Solo così si fa la differenza. Mi fa piacere vedere persone che, devo dire, magari non hanno fatto degli studi particolari, non hanno fatto niente, però aver raggiunto delle posizioni e delle, diciamo, grazie a delle soddisfazioni certo. che mai avrebbero pensato di avere. Sicuramente non mi fido delle persone che arrivano, diciamo, come pacchetti già pronti, ecco. Quello ho sempre avuto un po' di delusioni. Devono vivere l'azienda, devono fare le cose, diciamo, di base per capire appunto come funziona il meccanismo. Molto d'accordo. Giusto. Ma la creazione della prima linea dei manager è stata una cosa fondamentale per noi, perché sennò sarebbe stato impossibile andare avanti, diciamo, con un po' di serenità, di qualità della vita, perché insomma, avendo diverse sedi, avendo così tanti addetti, è chiaro che diversi ambiti appunto che riguardano la costruzione della casa, è chiaro che deve avere diverse abilità e le devi cercare anche nelle persone che ti aiutano. Chiarissimo. Certo. Molto d'accordo. Corretto. Una domanda che potrebbe essere banale per alcuni, ma a parer mio non lo è. Perché l'azienda si chiama Itter di Ruggeri? Allora, è un nome che non ho scelto io, che ha scelto mio padre. E diciamo, chiaramente tutti conosciamo il significato della parola iter in latino, che appunto è quello di cammino, itinerario. E siccome i miei nonni facevano i carri di trasporto, cioè mio nonno faceva i carri di trasporto con tutti i fratelli, perché io arrivo da una zona mineraria dove chiaramente i carri erano molto utilizzati, allora si è voluto mantenere questa impronta, tant'è che il nostro simbolo aziendale rappresenta appunto una ruota con il mozzo, eccetera eccetera, quindi è questo il significato. Però mio padre ci teneva molto a dire che ci voglia fare un cammino, quindi nella generosità di fare una strada e permettere agli altri di percorrere la tua strada. E questo è l'idea della IT. E questo è quello che fai, in poche parole, perché a me Cerco mi di spieghi il fare. significato, stai traducendo in effetti quello che hai precedentemente spiegato, quindi c'è tutto. E infatti io trovo che tu sia molto capace a unire tradizione e innovazione, probabilmente è quello che hai cercato di fare dal giorno zero, che sia arrivato con difficoltà, ma... Certo, sì. Diciamo che le difficoltà sono state tante, perché poi diciamo che... Allora, devo dire che l'ambito dove ho sempre... l'ambito Sardegna dà la possibilità, forse paradossalmente più di altri ambiti, di potersi esprimere, perché c'è tanto da fare. Ecco, questo bisogna riconoscerlo. Nel senso che mi sono trovato spesso ad avere aziende concorrenti che forse anche presuntuosamente ho sempre pensato di superare, ok? Dando servizi, dando come dire delle innovazioni a quello che ai servizi e ai prodotti che offriamo. E ho sempre notato molti ragionamenti gretti da parte appunto della imprenditoria in genere, dei piccoli imprenditori. Ecco, il salto perché non viene fatto? Perché c'è una mancanza comunque di base di generosità. Cioè delegare, per esempio il fatto che i nostri, anche l'ultimo collaboratore sa quanto l'azienda
compra quell'articolo, quanto margine all'azienda, è un fatto di apertura. E io questo ci ho avuto sempre. Come può aiutarmi a entrare nella mia barca un collaboratore che non conosce come funziona l'azienda, Certo. quali sono le... Invece ho sempre notato, per esempio, che i miei concorrenti, insomma, le persone che lavoravano dai miei concorrenti in generale non conoscevano mai i prezzi, non conoscevano niente quasi dell'azienda, non conoscevano i premi che i fornitori davano alle aziende. Io sono sempre stato, perché educato da mio padre, sempre aperto, a rischio chiaramente che certe informazioni potessero anche andare via. Ma lì si nasconde una generosità, perché se tu vuoi far crescere delle persone, le devi rendere consapevoli. Ho notato un aspetto importante che anche, diciamo, interagendo con i diversi collaboratori che ho avuto, ci sono persone generose e non generose. Ci sono persone che tendono a trattenere in sé delle informazioni, delle conoscenze. Io ho sempre fatto un ragionamento: quando vai in pensione te le porti nella tomba queste informazioni. Hai ragione. Consapevolezza, Sì, sì. a chi le devi dare? Io ho sempre trovato naturale, devo dire tutto, trasmettere tutto, perché mio padre faceva così, ma credo che questa dote è una delle doti che manca di più nel nostro territorio. Vero. Sì, si ha il timore. Si ha un timore assurdo di dover dire delle cose, quando invece la bellezza di lavorare in una squadra è quello di sapere tutto. Certo, anche perché scatena il coinvolgimento. Se io non ho le informazioni, non sono mai coinvolto veramente nel lavoro, in quello per cui serve poi il mio lavoro, o quell'extra sforzo che mi viene richiesto, se non so le cose. Se non sbaglio, tra l'altro, correggimi se sbaglio, tuo padre nel libro che scrisse c'è un passaggio che parla di questa cosa, di tenere le informazioni chiuse nel cassetto. Sì, giusto? Sì, assolutamente. È stato una delle cose che, diciamo, una delle differenze secondo me più importanti che hanno caratterizzato il suo percorso, cioè la generosità oltre che nelle retribuzioni, devo dire, perché mio padre, come dire... C'è qualche aneddoto su questi aspetti? Sì, infatti. Ma diciamo che allora i collaboratori, faccio sempre questo esempio, però è lampante anche dei tempi come cambiano. Quando mio padre aveva 15 collaboratori, è arrivato a 20, poi ha fatto anche un'altra azienda. Comunque tutti avevano la seconda casa al mare. Oggi non ho un collaboratore che ha la seconda casa. Però è un bel ragionamento. Di come i tempi sono cambiati, però mi di ricordo... che anni si tratta? Ma si parla degli anni 80-90. Ok. E quindi anche gli autisti, cioè è una cosa incredibile. Certo, i tempi sono cambiati, però notavo questa volontà di mio padre sempre di dare qualcosa in più se era possibile. Voleva che stessero bene. Sì, aveva una formazione, diciamo, anche per il territorio, si sa qual è quello di Guspin, insomma, molto, anche politicamente, molto spostato da una parte. Quello non l'ho ereditato, però. Quindi però c'era questa forte generosità, però questa generosità io cioè, me la sento anche mia, capito? Cioè, ce l'ho io, perché comunque allora cioè, i nostri collaboratori sono ben pagati, io lo dico con estrema soddisfazione e sicurezza di quello che dico, e difficilmente perdo un collaboratore perché prende qualche soldo in più. Ma lo ritengo giusto perché ho sempre creduto nella meritocrazia, nella condivisione appunto del successo, perché cioè non è quello che accumuli che ti rende felice, ti fa stare bene, è quello che poi riesci a dare effettivamente alle persone che ti stanno vicino. Assolutamente sì. Vero, verissimo. E poi anche appunto per la continuità, sia di continuare ad espandersi, ma di tenere le persone vicine all'azienda, che la sentano propria. Quello è il classico cliché, e dovrebbero sentire l'azienda come la loro. Sì, ma se non si percepiscono parte integrante di una crescita, le persone, quindi ti do ragione. Assolutamente, quello è fondamentale. Ecco, il salto secondo me si fa lì. Perché nel momento in cui tu hai paura di crescere, perché in realtà le aziende perché non crescono? Perché i loro gestori hanno paura di crescere. Il collo di bottiglia a volte è l'imprenditore. Certo, ma perché hanno paura loro? Perché sanno che non possono dare. Se tu sei consapevole di saper dare, l'azienda cresce, vai tranquillo. Chiaro. È bellissimo questo parallelismo che hai fatto tra delega e generosità, tra crescita e generosità. Ed è molto vero, mi ha fatto pensare tantissimo.
Ma la generosità non deve essere considerata solo quella appunto economica, Sì, ma in generale. in generale. Ti dare opportunità. Dare opportunità, disponibilità. Quanti collaboratori si fanno in 4? Cioè, ho delle collaboratori che ne so, non funziona l'allarme, c'è stato... Sono i primi ad andare, no, vado io, no, vado io assolutamente, ma lo vedo non per farmi un favore, ma perché proprio lo sentono dentro. Ecco, quello per me è oro. Hai costruito un bel ecosistema, diciamo così, che tira fuori anche questi valori. Bellissimo, tanta roba, davvero. Altra domanda, si parla spesso di leadership, no? Ed è una caratteristica importante che l'imprenditore, chi guida un'azienda deve avere, e deve cercare anche di creare altri leader. Cosa per te è importante nella leadership? Cioè un manager come fa a diventare il leader della sua area? Cioè, cosa dovrebbe fare? Cosa è imprescindibile? Deve sentire che le persone lavorano per lui, deve avere questa sensazione, deve avere appunto tutto sotto controllo. E io mi rendo conto che i leader che non riescono a fare questo è perché effettivamente non hanno le persone che lavorano per lui, hanno le persone che lavorano ma non lavorano per lui, ma lui rappresenta l'azienda in quel momento. Quindi hai vera leadership nel momento in cui senti che le persone lavorano per te. Poi nel percorso ci possono essere tanti incidenti, incomprensioni, però poi c'è quella unicità di intenti che ti crea quella diciamo quella fratellanza, chiamiamolo così, che poi ti rende appunto, ti fa lavorare bene. I leader più bravi i leader devono avere tante qualità, chiaramente, perché devono avere appunto l'ossessione dei risultati economici, devono avere il controllo dei collaboratori, devono riuscire a comunque tenere sempre alto il livello di attenzione dei collaboratori, devono essere attenti alle innovazioni. E quello che ho voluto fare è appunto queste caratteristiche, cercare di fare in modo che anche le persone che mi stiano più vicino abbiano queste caratteristiche, che sono le caratteristiche poi che fanno appunto i manager, che debbano avere i manager. Chiarissimo. Siamo d'accordo. Non puoi accontentarti di un manager che è bravo a fare solo una cosa, perché... O è bravo a fare il lavoro. Sì, no, deve riuscire, è come se avesse un'azienda sotto di lui. Verissimo. Poi quell'azienda fa parte di un'azienda più grande, però anche lui deve avere quella e deve ragionare come un imprenditore. Nel momento in cui il collaboratore ragiona come un dipendente, è un macello. Veramente. È verissimo. Sì, è proprio il mindset da inculcargli innanzitutto. Io ho una curiosità. Quando ho l'occasione di parlare con imprenditori che hanno comunque un'esperienza importante come la tua, mi chiedo sempre se c'è un momento particolare della tua carriera, magari che è stato anche difficile per te, che ha rappresentato per te un punto di svolta. Difficile quando, diciamo, volevo volare alto e c'era qualcosa che non mi faceva aprire le ali. Quindi la nostra è un'azienda familiare, chiaramente mio padre aveva aperto 2 aziende diverse, quindi tra fratelli poi abbiamo deciso in perfetto accordo di poter esprimere singolarmente appunto le nostre velleità. Quindi la decisione, per esempio, quella è stata una decisione molto importante, quella di spostarmi da Guspini, che è il paese d'origine dove l'azienda è nata, nel Cagliaritano. Io sognavo da giovane di avere dei punti vendita di cui non faccio i nomi, però che allora rappresentavano appunto il top, parte dei fari, numeri. No? Avevo anche, come dire, una sorta di gelosia delle condizioni che venivano fatte, economiche, e quindi dicevo, un giorno vorrei arrivare lì. Però quando ho fatto questo passo, che è un passo veramente mi sono sorpreso anch'io, come sono stata un po' incosciente, però ero talmente sicuro che quel metodo avrebbe funzionato, che sono andato sicuro. È stato difficile, perché quando costruisci strutture di questo tipo, appunto, le strutture che abbiamo, i showroom che abbiamo sono abbastanza showroom che sono bellissimi, invito tutti a visitarli. Però da lì a costruirli, a fare tutto, insomma a rifinirli, vi garantisco che vi garantisco, sapete anche voi perché avete fatto anche voi, è molto complicato, però insomma è un lavoro duro che ho fatto insieme ai miei collaboratori, però che poi ha portato risultati, perché poi la convinzione fa tutto. Quando tu sei convinto di quello che fai, puoi dare un servizio diverso, senti di avere un qualcosa di diverso da dare,
e quel qualcosa di diverso senti che la tua clientela lo apprezzerà, allora devi andare. È il momento, ti devi preoccupare quando fai cose che fanno gli altri. Quella è la cosa, perché le cose semplici difficilmente ti portano risultati. Devi fare cose complesse per essere il primo a farlo. Poi le cose complesse diventano facili, i tuoi concorrenti ci arrivano, comunque devi si fare avvicinano. altre cose più complete. Certo. Devi rincorrere la complessità. Certo, e gli altri rincorreranno a te. In qualche modo. Forse. Bellissima questa cosa, se ce la faranno. Se ce la faranno a stare dietro. Bello, molto 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 bello. Voglio chiederti, Davide, ho veramente tante domande in mente, quindi devo cercare di estrapolare, ottimizzare. Di ottimizzare, esatto. Abbiamo parlato di organizzazione, abbiamo parlato di persone, di capitale umano. Ti chiedo però l'aspetto finanziario. Ecco, Sì. La mia percezione, ma ovviamente lo dico anche con contezza perché sai che lavoriamo con tantissime aziende, molto spesso l'imprenditore è molto abile, è molto creativo, ha delle belle intuizioni, però a volte trascura l'aspetto economico-finanziario. E quindi se rincorre il fatturato però molto spesso l'azienda non margina, non si fanno utili. Certo. Cosa ne pensi su questo argomento? Te la lancio lì. Allora, intanto dico che io mi pregio di avere un'azienda che ha sempre messo il margine in primo piano, ma questo perché mio padre me l'aveva insegnato. Per avere il margine come focus devi avere delle regole certe, sia nei confronti dei tuoi addetti sia nei confronti della clientela. Certo. Mio padre nel libro dice sempre: siamo stati i primi in Sardegna con mio nonno a fare i prezzi fissi. Sai che stiamo parlando degli anni anche 70, insomma, arrivava, voglio questa, e quanto mi fai? E ti faccio quella, e quanto mi fai? C'erano i prezzi fissi scritti, non c'era possibilità di trattative, che sembrerebbe male oggi, ma a suo tempo era la rivoluzione. Prezzi fissi per tutti, tutti i prezzi scritti, catalogati, farsi pagare subito, attenzione, e mantenere la marginalità. Questa cosa è talmente, diciamo, è stata importante per me che effettivamente mi sono sorpreso come mi sia venuto facile, man mano che gli anni vanno avanti, mantenere questo tipo di marginalità che permette poi all'azienda di poter investire. Perché nel momento in cui tu non hai la libertà di poter sognare un servizio, un prodotto nuovo, perché sei limitato dalla paura di poter essere finanziariamente carente, a quel punto ti manca tutta quella spinta. Certo. Okay? Paradossalmente non devi preoccupare dei soldi, devi investire senza preoccuparti dei soldi. Verissimo. Solo così sei libero. E devo dire che noi siamo sempre stati molto attenti alla marginalità, ma soprattutto alla previsione, fare delle previsioni, appunto, fare dei budget. E i nostri manager nella nostra prima linea, chiaramente ognuno manage dei budget, ha delle premialità su questi, e il controllo del valore di magazzino molto importante, cioè non si può, il magazzino deve girare, ruotare a secondo del gergo che viene usato 3 volte, quindi quelli sono equilibri che tu devi mantenere. Se non hai quegli equilibri ti devi preoccupare. E questo è stato chiaro, però devo dire che bisogna essere fieri di avere margini alti. Nel momento in cui tu hai paura di avere di avere margini alti, non sei convinto veramente di quello che stai facendo. Io dico ai miei collaboratori: tu devi essere fiero del prezzo che fai, soprattutto gli agenti esterni, perché se il cliente ti legge titubante, sente che tu hai paura del prezzo, hai già la prima debolezza. Il tuo prezzo è importante, però è importante il servizio che gli fai. Parla del servizio, non parlare del prezzo. Okay? Il prezzo è una conseguenza, la gente si dimentica di quanto paga, ma si ricorda del servizio che gli hai dato. Della qualità. E quindi ho notato, appunto, relativamente alla tua domanda, che soprattutto in un ambito dell'edilizia, dove diciamo è un ambito ancora un po' grezzo, nel senso che non ha avuto tanta evoluzione. Per esempio gli usine gestionali sono ancora per molti punti vendita una cosa lontana, eccetera eccetera, non c'è controllo della marginalità. È vero. Perché fare prezzi bassi è la cosa, ritorniamo al discorso, più semplice. Attirare le persone per il prezzo basso è la cosa più semplice. La cosa più difficile è farsi pagare per un servizio migliore. È quella. Quindi
bisogna sempre seguire le cose complesse. Bravissimo. Torniamo alla grandissimo. complessità per crescere, giusto? Giustissimo. Cosa ne pensi, insomma, in un momento in cui si parla tanto delle nuove leve, no? Dei giovani? Tu che idea hai? Mi interessa molto il tuo punto di vista. Allora, col rischio di apparire antipatico, però devo essere sincero, Certo. quindi non ho, come dire, cioè sono sempre positivo sulla crescita, sulle esigenze perché ogni generazione ha una sua storia. Però quello che noto e che mi dispiace è che non c'è, trovo difficoltà a trovare in generale delle nuove leve che sentono che l'azienda è importante. Quando faccio dei colloqui molte volte percepisco che magari è importante la retribuzione, ma non è importante il fatto che tu stai lavorando nella mia azienda, perché c'è l'idea quasi che un posto di lavoro è un episodio, poi ce ne sarà un altro, ce ne sarà un altro. Una mia caratteristica, anzi forse anche diciamo non molto positiva, è quella di non ho mai perso nessuna occasione, cioè me la sono giocata, poi mi è andata male, però me la sono giocata. Certo, senza Cerco un rimpianto. incontro, un'opportunità con un nuovo articolo che magari appunto poteva essere di dubbio successo, tentiamola, ok? Certo. Tante volte ho perso, però tante volte ho avuto ragione. Noto che appunto la differenza di questa nuova generazione è che non hanno la consapevolezza che stanno giocando una fish. Ok. E questo è terrificante, perché io ho l'impressione che stiamo tirando su una generazione di persone con basso reddito. Tanto di rispetto, perché si vive bene anche con un basso reddito, il mondo cambia. Non è che solo tu vivi bene perché hai un alto reddito e poi non hai il tempo neanche per andare con gli amici a berti una birra. Certo. Però è vero che non vedo, parlando molte volte con qualche collaboratore che ha lasciato l'azienda, per motivazioni diciamo non effettivamente importanti, ma così per sciocchezze, ho detto: tu oggi non stai costruendo un mattoncino per la tua crescita, tu stai addirittura erodendo il mattoncino che avevi creato. Chiaro. Quando ti troverai a una certa età, perché il tempo passa molto in fretta, Certo. che quei mattoncini in realtà sono pochissimi, allora ti renderai conto che nella tua vita ti meriti quello che stai guadagnando. Conclusione, io penso che stiamo creando una generazione di persone a basso reddito. Poi, come tutti i cicli, le persone a basso reddito, siccome sono più consapevoli dell'importanza di avere la possibilità di far crescere i figli, di farli studiare, eccetera, eccetera, si impegneranno. Certo. E di nuovo faranno capire, come ha fatto capire mio padre a me, che era importante anche d'estate, anziché stare al mare, andare comunque in azienda, che per me questo è stato fondamentale. Certo, devo dire. immagino. Chiaro. Riuscire a capire l'importanza del lavoro, ok? Tanti genitori proteggono i figli dicendogli: sì, ma lavorare per 300 euro, per 400 euro, ok, va bene, è chiaro, è sbagliato, per carità, chi dà queste retribuzioni è un criminale, lo sappiamo, però quanto può imparare tuo figlio dalla vita? Certo. E questa è una cosa che purtroppo si perde, anche le leggi sono troppo restrittive, oggi non si può fare come la possibilità di far lavorare un ragazzo, anche un minorenne, in un'azienda, è comunque un modo per crescere. Chiaro. Lo so, c'è la pericolosità, per carità, del lavoro, perché però se andiamo a valutare anche tutti gli incidenti che esistono nelle strade, vediamo che i numeri sono più importanti di direi. fa tanta cosa. No, ma tu hai fatto un'analisi molto, secondo me, Sì, concreta, lucida, certo. cioè perché Sì. è proprio oggettiva. E anche il fatto delle generazioni, c'è quel famoso adagio che dice tempi duri generano uomini forti, uomini forti generano tempi facili, tempi facili generano uomini deboli, e cioè, Certo, è un ciclo. è un ciclo, quindi forse siamo esattamente anche in conseguenza di tempi facili, forse oggi non stiamo più creando quella generazione di uomini duri che ricercano l'eccellenza, che vogliono guadagnare tanto, che vogliono anche togliersi delle soddisfazioni. È un ciclo che secondo me però sta per riniziare nuovamente a cambiare, perché stiamo arrivando a un punto di non ritorno. Sì, assolutamente. Ci sarà di nuovo secondo me un punto di svolta da questo punto di vista. Ecco, e per chiudere il tema e poi passare ad altro, quindi in sostanza, perché io mi immagino che magari ci siano anche dei ragazzi giovani che a volte si chiedano come possono entrare a far parte di un contesto come il tuo. Cosa gli vogliamo dire? Cioè, secondo te
Qual è l'atteggiamento che dovrebbero avere, che gli consigli quindi? Sì. Ma io gli consiglio di essere ambiziosi, cioè avere l'ambizione di avere, cioè perché poi io ho sempre pensato, ragionamenti poi semplici che può fare un ragazzo, cioè io quando lavoravo avevo l'idea di comprarmi, allora c'era lo scooter, la macchina poi la prima di seconda mano, poi finalmente la prima nuova, la possibilità di andare in ristorante e pagare la cena alla mia ragazza, tutte queste esigenze Certo. perché sono banali, però io di fatto quando mi impegnavo a lavorare lo facevo per questa cosa qua. Ti mettevi già dei piccoli obiettivi. Sì, perché per me il all'età. denaro non è uno status, il denaro è libertà, cioè la possibilità di avere una retribuzione più alta ti dà la libertà di poter fare tante cose, non è un fine, è un mezzo. Però se non lo ritieni importante, se non ritieni importante che il denaro ti possa dare la possibilità di viaggiare, la possibilità di studiare, la possibilità di fare tante altre cose, allora diciamo è chiaro che al tutto cambia. Okay? Io per carità non voglio dire che il mondo è cambiato, oggi è chiaro che oggi forse uno non lavorerebbe 12 ore come lavoro io al giorno, però alla fine io devo dire, io faccio la cosa che mi piace di più. Esatto. Cioè, sono sincero. E questa è la chiave. A me certo. non mi dicono ma cosa stai a quest'ora? Boh, non me ne sono accorto. Cioè quasi fatica a chiamarlo lavoro, perché è quello che è la tua vita di fatto. È la tua mi vita. piace, è quello che consiglio ai giovani, di giocarsi tutte le chance e poi soprattutto capire con chi hanno a che fare, il gruppo nel quale entrano, l'azienda, l'ambizione che ha, e fare le differenze. E chiaramente per fortuna ci sono tanti anche giovani che hanno questo tipo di come di sesto senso. Sì, lungimiranza. Però mi sono trovato anche con persone con pochissime velleità, insomma come un posto di lavoro uguale all'altro. Ecco, io quando noto che non riescono a capire queste differenze, allora c'è qualche difficoltà. Poi anche una cosa, quando ero giovane ammiravo altri imprenditori, dicevo, guarda questo come si comporta, guarda questo quello che fa, guarda, ero curioso di vedere che lo vorrei conoscere, ecco. Molte volte mi è capitato di fare dei colloqui, di dare la disponibilità per la sua, chiamare la persona e la persona non rispondeva neanche al cellulare. Guarda, mi è capitato almeno 5 volte. Sì, poi vabbè, lì c'è tutto il discorso delusione. anche del telefono, l'utilizzo del telefono in modo particolare, quindi si scrive, non si parla, quindi anche da lì, no, dalla comunicazione. Delle persone che, come dire, ho fatto un colloquio, sì, però mi mette in imbarazzo, ciao, arrivederci. Ma insomma, siamo stati un'ora a parlare. Ovviamente io apprezzo la franchezza di Davide, perché Davide è così ed è forse la tua bellezza. So anche che comunque, questo ci tengo a dirlo, abbiamo avuto con Might, insomma, tanti percorsi relativamente al supporto dei ragazzi. Siamo andati a parlare nelle scuole, sei venuto anche tu e hai sostenuto questi progetti, quindi tu sei franco, quindi stai dando dei consigli utili e pratici, nel mentre che fai qualcosa per essere anche guida. Certo, cioè voglio dire qualcosa in più. Proprio adesso, e lo dico a molti ragazzi, guardate che avete un'occasione per fare la differenza che forse neanche io avevo. È vero. Perché oggi tra uno che è ambizioso c'è un piattume spaventoso. Certo, si può emergere in maniera rapida. Ma nelle 8 ore lavorative io vedo anche i miei collaboratori, purtroppo, cioè l'utilizzo del cellulare per guardare cose che non hanno senso, che non approfondiscono niente, che non è che io il cellulare chiaramente lo utilizzo, per carità, ma in un contesto lavorativo, ecco, diventa, mi metto sempre il dubbio, ma sto facendo qualcosa di utile o di inutile? Ecco, noto che nell'arco di una giornata oggi le persone convivono con lo smartphone e ci passano anche all'interno dell'ora di lavoro una porzione importante Una delle cose su cui si è contraddistinta la ITER e questa grande crescita che avete avuto è anche un altro tema di cui non abbiamo ancora parlato, che sono la parte legata al posizionamento, al marketing e quindi di conseguenza anche alle vendite, essere la prima scelta, una delle primissime scelte nel vostro settore di riferimento per i clienti. Che importanza ha questo aspetto legato al marketing? Fondamentale. Il marketing ti permette di considerare il tuo brand. Allora tu devi capire se sei
un venditore di brand di altri oppure un venditore del tuo. Del tuo. Allora la gente non ti Già si pagherà. potrebbe chiudere con la risposta. Già qui c'è tutto, esatto. Tu non puoi, se la tua azienda ha un valore, arriverà forse un momento dove qualcuno ti dice di voglio comprare l'azienda oppure che ne so. E cosa gli vendi? La vendi la tua abilità a vendere brand? Poco. Perché lui ti pagherà il patrimonio netto per un moltiplicatore. Chiaro. Freddo, ok? Tu invece, quanto valore ha il tuo brand? Quella è la differenza. Quello che chiamava avviamento, no? Certo. Che si chiamava avviamento quando eravamo giovani. Adesso si chiama appunto creazione del brand, eccetera, eccetera. Io ho sempre pensato che il marchio fosse una cosa fondamentale, quindi ho lavorato sempre sul brand. Quando abbiamo deciso di aprire a Cagliari ho investito tantissimo, cioè nel senso che noi una quota importante appunto degli utili aziendali li investivamo, ma sapendo che erano importanti nella creazione di un brand. Nel momento in cui tu hai il tuo brand, ok, che chiaramente per essere tale deve essere distinguibile, deve essere apprezzabile, a quel punto tu hai un valore importante e quello difficilmente te lo possono prendere. Certo. Chiaro. Ok? Per cui per noi è stato fondamentale, ma qui io devo dire che, vabbè, a parte che mi immaginavo i grandi personaggi, abbiamo avuto noi sempre grandi testimonial, quindi abbiamo pagato veramente tanti soldi. Ma diciamo nel circondario siete stati anche fra i primi che hanno fatto quel genere di investimenti. Ma perché volevo creare un brand. Penso che oggi nel nostro piccolo, per carità, il brand di Teddy Ruggeri è veramente un brand. Assolutamente sì. Oggi trovo delle grandi aziende che vogliono, per assurdo, vorrebbero comprare anche la mia azienda e qual è il tuo brand? Mi chiama Faccio Tot. Sì, ma qual è il tuo brand? Non lo conosce la signora Maria. La signora Maria non lo conosce, quindi per me, come dire... Certo. Se non sei nella testa del cliente... non esiste. Interessa, capito? Perché non esisti, Certo. non esisti. Oggi devi esistere e per fare questo devi investire tanto. Chiaramente oggi penso che le aziende devono imparare a fare il marketing, quindi devono andare a scuola di marketing, però poi devono lavorare al loro interno per creare poi dei contenuti importanti, però devono fare veramente della preparazione per sapere come si fa il marketing, come è fatto il marketing. Perché io ho studiato per questo, anche se una volta studiare alla mia età è difficile, però ho dovuto farlo, perché poi ci sono delle cose che uno non... Posso aggiungere una cosa? Certo. La differenza fondamentale di questi tempi sono che prima nel tuo punto vendita, parlando di commercio, entravano 100 persone e tu su quelle 100 persone certe entravano così per fare un giro, certe entravano perché erano motivate, però tu prendevi solo una porzione di quella, solo quelli che sono effettivamente interessati. Oggi nel tuo negozio non entrano 100 persone, ne entrano 40. Ma quelle 40 tu le devi sfruttare in tutto e per tutto. Chiaro. Okay? Certo. Che poi quelle 40 possono diventare 100 perché quelle 60 poi possono anche comprare da te solo semplicemente con una telefonata o con una mail. Certo. Quindi utilizzare il marketing è proprio come non buttare niente del tuo raccolto. Chiaro, chiarissimo. Assolutamente, voi lo fate da tanto tempo e questo concetto che hai trasferito è veramente molto 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 importante. Siamo arrivati ad un momento, Davide, allora a me dispiace perché il tempo vola, io sto guardando l'orologio e secondo me l'abbiamo detto spesso questa cosa qua, bisogna fare puntata 2, 3, quindi comunque siamo vicini, se vuoi tornare, ma non abbiamo ancora finito perché il nostro podcast nasce dal libro Management Tips e vorrei vedere insieme a te una tip per argomentarla insieme. Sì. Cosa ci è capitato? Vai. Responsabilità uguale prosperità. Grande concetto. Infatti, grande concetto. Devo leggere questa tip? Ma sì, se vuoi sì, tanto è breve. Allora, la prosperità di domani di un individuo in una prima fase non coincide mai ovviamente con il conto corrente bancario, ma coincide col suo livello di responsabilità. A un paese, a un'azienda, a qualsiasi organizzazione non servono fenomeni per prosperare, serve gente che non lascia le cose a metà e si prende piena responsabilità delle cose e delle persone. Così si genera la ricchezza con la responsabilità, essa fa sì che le cose straordinarie accadano. Cosa ne pensi? Ma qui c'è tutto, c'è
Rispetto, quando parlavamo di leader, quanto è importante la responsabilità del ruolo che hai. Se lo senti veramente, se ti piace, allora, e se sei generoso con gli altri, sei veramente una persona responsabile. E questo è una magia che accade. Cioè la prosperità è sempre una conseguenza, non è mai, come dire, un qualcosa che nasce così, è sempre una conseguenza di un qualcosa. E il senso di responsabilità io lo vedo quando, per esempio, facevo l'esempio prima, un mio collaboratore di notte suona l'allarme, va lui a, come dire, a controllare che tutto è a posto. Per me, al di là del fatto che va lui, non vado io, però è proprio il segno che tu hai creato persone responsabili. Hai creato. Ti sei fatto accompagnare da persone responsabili, non è che le hai create tu. Però questo è veramente questa magia della responsabilità nasce la prosperità. È una cosa, come dire, che molte volte il profitto delle aziende è una magia, nessuno sa perché avviene, ma stranamente avviene quando le persone lavorano in un certo modo. E questa è una grande democrazia del mercato. Verissimo. Giusto. Verissimo. Bellissimo. Siamo Grande assolutamente vero. d'accordo con quello che hai detto. Io direi che è arrivato il momento di conoscere la tip di Davide Ruggeri, Allora, perché diciamo che, ricordiamo che ogni ospite del podcast scrive un pensiero, un aneddoto, un concetto, un valore, qualcosa che è importante per voi e volete trasferire, che poi andranno a comporre la riedizione del testo Management Tips proprio con tutti i vostri consigli. Ci piace rendere pratico insomma questo incontro. Certo, premetto che l'ho scritto appunto 2 minuti prima dell'intervista, quindi diciamo è una cosa che non ho letto da nessuna parte, mi è venuto proprio dal... Ok, di getto. Vai, non lo sappiamo anche noi, allora, curiosa. Circondati di persone che ti vogliono bene, sia come persona che come rappresentante di azienda o comunque titolare di azienda. Questo farà la differenza. È semplice, ma c'è tanto su questo. Assolutamente. Persone che ti vogliono bene. Sì. Perché secondo te ti è venuta questa tip? Perché non lo so, è una sensazione che poi ti gratifica tanto, cioè nel senso che ti vogliono bene è una parola che non vuol dire che approvano tutto di te, ma che ti stimano per quello che fai. Cioè, la cosa più importante secondo me, la stima lavorativa è il top che si può riconoscere. Vedo per esempio certi CT, per esempio penso a Velasco. È che questi giorni tra l'altro è regge l'altro editore. Ma tu puoi avere tante cose magari del suo carattere che non apprezzi, ma la sua saggezza, la sua capacità di trasmettere importanti valori, quello... Cioè, io penso che un giocatore che ha avuto un allenatore del genere possa volergli tanto bene al di là del carattere. Cioè, è questo di cui sto parlando. Non sto dicendo appunto voler bene del tipo insomma andiamo tutte le sere a cena. No, assolutamente. Io voglio dire voler bene, vuol dire stimare, apprezzare quello che fai, non la persona, quello che fai e quello che rappresenti per l'azienda. Chiaro. Questo legame crea poi grandi risultati. Ad esempio, secondo me certe squadre come quella appunto di Velasco avrebbero vinto con qualsiasi squadra. È vero. E questa è la magia. È vero. Poi avevamo lì anche Alessia Oro, la nostra conterranea. Assolutamente, è un orgoglio. È stata la miglior giocatrice. Fantastico. Grazie Davide per quello che hai condiviso con noi. Davvero. Grazie veramente. Hai trasferito dei concetti molto importanti. Semplici però, vabbè. Semplici, ma sono quelli che contano. È per questo che nel podcast decidiamo di intervistare persone come te. Quindi ti ringraziamo ancora per aver accettato il nostro invito. Vi ricordiamo che potete seguirci nei canali di Management Tips, tra i quali anche Spotify, dove potete sia ascoltare che vedere la nostra puntata. Salutiamo ancora Davide. Ciao Davide. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Arrivederci.